Don Luigi Ciotti, buongiorno. Buongiorno a tutti. La sua prima esperienza pastorale inizia quando è ancora in seminario, nelle carceri minorili. Beh, veramente no, è cominciato molto prima, sulla strada, provocato da delle storie di marginalità. La scelta di andare in seminario arriverà già che c'era già sostanzialmente il gruppo Abele. Io diventerò sacerdote l'11 novembre del 72, è stato padre Michele Pellegrino, un grande vescovo, per me è veramente un padre che mi ordinò sacerdote, ma c'era già la realtà del gruppo Abele, c'era già le prime comunità, c'era già le prime accoglienze per le persone in difficoltà. E il padre Michele Pellegrino mi disse: beh, tu sei nato, sei un po' cresciuto con questi ragazzi che avevano preso possesso di quella chiesa quel giorno, con la loro fatica, la loro storia, la loro curiosità, il loro stupore, le loro speranze. E il padre, alla fine della celebrazione dell'ordinazione sacerdotale, disse, guardando i ragazzi: ve lo lascio, ma gli affido una parrocchia, la sua parrocchia sarà la strada. E quindi la strada è stato l'impegno, la responsabilità. Non mi ha mandato a insegnare chi c'è sulla strada, ma mi ha mandato a imparare a riconoscere il volto di Dio nelle persone che fanno più fatica. È quello che ho cercato di fare, con tutti i miei limiti, le mie fatiche, i miei errori nell'arco di questi anni, che continuo a cercare di fare con tante altre persone. Ma la strada rappresenta anche la disperazione e la fatica di chi si sbatte sulla strada e di chi è ai margini della strada. E quindi io ho cercato, costruendo con altri questo percorso, c'è un noi, non c'è mai un io, prima il gruppo Abele, poi il coordinamento nazionale comunità d'accoglienza, poi la Lega Italiana Lotta all'AIDS e poi Libera, di costruire questo noi con tante altre persone, singole, associazioni, realtà. E la strada per me è sempre stato il grande punto di riferimento, soprattutto in quei volti della fatica, della ricerca di senso, di significato. Quando io parlo di poveri non intendo solo misurarli in base a un metro economico-culturale, quanta gente ha tutto, poi è disperata dentro, la ricerca di un senso, di un significato, una povertà esistenziale. Quindi io credo che il nostro impegno è stare lì dove c'è questo cammino di fatica, di ricerca delle persone, al di là delle condizioni economiche e culturali, di cui certamente hanno anche il loro peso. Nel 1995 lei fonda Libera, la cui azione è alla base della legge per l'uso sociale dei beni confiscati alla mafia. Beh, non solo, 3 obiettivi quando nasce Libera, questo grande coordinamento oggi di alcune migliaia di realtà, oggi presente in 34 nazioni europee, perché si globalizza il crimine, noi abbiamo globalizzato l'impegno e la responsabilità di cittadini di tutta Europa e non solo, e delle associazioni. Beh, il primo obiettivo è stato certamente la prossimità verso i familiari delle vittime innocenti di mafia e quindi coordinare, volere una giornata all'anno in cui si ricordano il primo giorno di primavera, il 21 di marzo, si ricordano tutte le vittime della criminalità mafiosa. Il secondo obiettivo è stato il grande lavoro con le scuole, le università. Oggi 4.500 scuole fanno parte di un progetto che noi portiamo avanti, perché la sveglia, è la cultura che dà la sveglia alle coscienze, c'è una responsabilità proprio dell'educare, l'educare anche alla responsabilità, alla legalità, all'attenzione agli altri, al servizio. E quindi lavoro con le scuole e con le università. Il 75% delle facoltà universitarie hanno firmato dei protocolli con Libera per i master, corsi di aggiornamento, momenti proprio anche per fare gli stage in giro sui vari contesti dove noi operiamo. Terzo è stato proprio 1 milione di firme raccolte nel 96 per chiedere la legge, che c'era già una legge, la legge Rognoni-La Torre. La legge Rognoni, la Torre non l'ha vista la legge perché l'hanno ucciso 4 mesi prima. Poi la legge non funzionava rispetto alla confisca, noi l'abbiamo riproposta rendendola più efficace, più efficiente, ma aggiungendo l'uso sociale di questi beni. E quindi oggi abbiamo la possibilità di avere alcune migliaia di beni confiscati, una parte destinati, purtroppo solo una parte utilizzati, e quelli che non sono utilizzati, il 45%, è perché sono bloccati dalle ipoteche bancarie. Ecco. Banche che hanno fatto l'ipoteca ai grandi boss,
o a prestanomi, che i beni sono bloccati, la banca dice pagatemi l'ipoteca, i comuni non sono in grado, perché sono i comuni gli ultimi destinatari del bene, che a loro volta devono rilanciarlo ad uso sociale. E quindi però, nonostante tutti questi problemi, tutte queste difficoltà, oggi sono migliaia di beni confiscati e devo dire anche la gioia di aver visto che la Villa del Bosch è diventata magari un asilo nido per i bambini, un'altra proprietà è diventata un centro per anziani, un'altra magari un centro per i giovani. E noi su beni di tipo agricolo ci siamo dati da fare per promuovere delle cooperative agricole e oggi è possibile nell'Ipercoop, nelle botteghe del mercato ecosolidale comprare la pasta, l'olio, il vino, che hanno una vitamina in più, ecco, la vitamina della legalità e certamente anche della creare le condizioni di libertà, perché dove c'è una presenza criminale la gente non è libera. Che cosa direbbe a un giovane mafioso? Ho poco da dire, parlano i fatti, bisogna non dimenticare che i soliti ragazzi sono proprio chiusi in un circuito di codici, di mentalità mafiosa, di cultura mafiosa e spezzare questi cerchi non è semplice, non è facile, però è possibile perché la storia ci ha insegnato che dove si è operato in un certo modo, nella scuola, nel territorio, delle brecce si sono aperte. La cultura è fondamentale, la prevenzione, i percorsi educativi e creare soprattutto delle opportunità, perché la lotta alla mafia da una parte c'è la gratitudine, la riconoscenza al lavoro della magistratura e delle forze di polizia a cui si deve veramente tanto, ma dall'altra parte il cambiamento ha bisogno di politiche sociali, bisogno di lavoro, ha bisogno di sostegno alle famiglie, ha bisogno di una scuola che opera e opera in un certo modo, ha bisogno di una concretezza, insomma meno parole e più fatti in sostanza. E noi ai ragazzi, ai ragazzini, che sono poi picciotti, non sono loro quelli che fanno i grandi affari, loro sono la manovalanza, la manodopera, ci sono dei progetti per dare una mano nel rispetto dei percorsi di giustizia, chi sbaglia deve pagare, ma sono ragazzi, prima o dopo escono dal carcere, bisogna anche cercare di costruire i percorsi con loro. E devo dire che la cosa meravigliosa in questo paese è che andare nelle carceri per i minorenni ci sono molti familiari delle vittime di mafia. Dario Montana, suo fratello Peppe Montana, era il capo della Catturranti a Palermo, ucciso nell'85, segue dei progetti nel carcere per i minorenni nella zona di Catania. Penso a Margherita Asta che ha perso a Pizzolungo la mamma, i due gemellini, il papà è morto di crepacuore, ha coordinato nel Trapanese la sua presenza nei rapporti proprio per questi ragazzi con la giustizia minorile. Penso nella zona di Napoli, quintetto di Camorra, che Clemente Lorenzo gli hanno ucciso la moglie, Silvia Ruotolo, lui con tanti altri familiari vanno nelle strutture carcerarie o di rieducazione dei ragazzi in quella zona di Camorra. Bisogna verso questi ragazzi, nella chiarezza dei rapporti, nella ricerca della verità, nel rispetto della giustizia, questa meraviglia di vedere dei familiari che gli hanno ucciso alle persone care, che verso questi ragazzini dicono bisogna fare qualche cosa. L'altro discorso è che sono i grandi criminali, certo, bisogna offrire a tutti una risposta nel rispetto della legalità, però ci vuole anche una fermezza contro chi ha commesso dei grandi crimini, ci vogliono delle leggi giuste, attente, puntuali e soprattutto c'è bisogno di creare veramente un sistema giudiziario nel nostro paese più efficace e più efficiente anche contro l'altro crimine che è la corruzione. A ogni cittadino italiano viene privato 1.000 euro all'anno, 60 miliardi è la stima della Corte dei Conti, organismo di controllo dello Stato, che dice che 60 miliardi di euro sono l'anno scorso quel furto soldi nostri che sono andati nel malaffare, e che sarebbe invece i soldi che potrebbero essere investiti per quei progetti che oggi mancano e vedi molta gente in totale sofferenza. Qualche settimana fa la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, ha denunciato l'allargarsi dell'influenza delle mafie al nord. Si tratta di una sorta di delocalizzazione? Bisogna dire che le mafie al nord sono da 50 anni con soggiorno obbligato,
sono arrivati negli anni 50, a Milano ad esempio qualche anno dopo c'erano 400 affiliati già presenti su quel territorio. La DIA l'ha ribadito nel recente rapporto sull'immigrazione, firmato tra l'altro dal ministro degli interni Maroni, è un dato davanti agli occhi di tutti. In provincia di Milano ci sono 650 beni confiscati alla mafia, alle mafie. Beni della Camorra, dell''Ndrangheta, della Stidda, della Sacra Corona Unita, di Cosa Nostra, segno che dove c'è il grande potere, dove c'è il potere finanziario ed economico che fa da miele, le mafie arrivano perché lì investono, fanno le loro operazioni, i loro traffici. Nelle grandi opere, nei grandi appalti le mafie cercano di infiltrarsi, ma è davanti agli occhi di tutti, nessuno deve stupirsi di questo. L'importante è creare gli anticorpi, l'importante è vigilare, l'importante è attrezzarsi in un certo modo. La DIA ha dimostrato tutto questo ancora una volta, ma ha dimostrato soprattutto le nuove caratteristiche della penetrazione criminale mafiosa che già c'erano prima, le nuove loro strategie. E proprio a luglio, credo che molti italiani avranno visto quell'immagine, che proprio presso un circolo a Paderno, vicino a Milano, è stata fatta la votazione per eleggere il coordinatore dell''Ndrangheta in Lombardia. A Milano è stato fatto questo. Non dimentichiamo che a Torino è stato ucciso anni fa il procuratore capo della Repubblica Bruno Caccia e domani è il suo anniversario dell'uccisione. Bardonecchi è stata una cittadina del nord d'Italia, ovest verso la Francia, commissariata anni fa per infiltrazione mafiosa. Penso alle vicende che hanno coinvolto alcune grandi operazioni anche recenti, Parma, Modena, Reggio. Penso a una mafia nostrana che era nata qui, la mafia del Brenta, con Maniero, con i collegamenti con le altre mafie, un po' nostrana perché era nata su questo territorio. Quindi un'Italia che deve riflettere. Questa è una regione tra l'altro che ha saputo sempre avere gli anticorpi, il nostro Veneto, perché anche io sono veneto, è un nord che ha sempre saputo reagire, ma un'Italia che deve sentire il problema della mafia come problema di tutti, non è un problema solo identificabile in qualche contesto, ci riguarda tutti. La cultura della legalità e della responsabilità che lei spesso invoca consentiranno di sconfiggere la mafia? Per le mafie non moriranno mai se non cambia un certo modo di fare della politica, al di là delle parole, e anche delle cose che sono state fatte positive. Ecco, ma qui c'è un piano più strategico, di coerenze, di incisività delle leggi, di maggiori strumenti. Ecco. Ma devo dire che non moriranno mai se non cambiamo anche noi. Chiediamo pure allo Stato, alle istituzioni che facciano la loro parte, ma che noi siamo chiamati a fare la nostra parte. C'è un po' questa malattia mortale che è la rassegnazione, che è la delega, che è sempre dire che tocca agli altri fare. Quando io parlo di mafia parlo di sfruttamento di ragazzi nella prostituzione, parlo di traffici illeciti, parlo del traffico della droga, parlo di queste operazioni negli appalti, nei subappalti, nel movimento terra, parliamo di riciclaggio, parliamo di mafia che fa da banca alle piccole e medie imprese in un momento di estrema difficoltà economica. Quindi parliamo di tanti contesti che ci sono molto più vicini, non è che sia un problema così astratto, lontano. Parliamo realmente di realtà, lo dicevo parlando ai ragazzi delle scuole oggi qui ad Est, no? Ancora poco prima di incontrarci qui presso la Sesa, proprio alle loro domande sottolineavo con forza proprio questo, come bisogna risalire da alcuni fenomeni, problemi che apparentemente possono sembrare distanti, ma il traffico di stupefacenti è vero che l'ultimo anello magari quella persona più sbandata che si procura qualche dosa per sé vendendone altre, però quella sostanza ha un mercato, so perché è un mercato di mafia. Così quelle ragazze sfruttate dalla prostituzione, una parte di loro sono state trafficate da quei circuiti criminali. Quindi abbiamo in casa una serie di problemi, non possiamo pensare che siano così situazioni particolari astratte. Vuole rivolgere un augurio ai nostri telespettatori? Gratitudine per questo momento e auguro a tutti di vivere e di non lasciarsi vivere. Grazie.